Beh, innanzitutto partiamo dalla fine. Noi poniamo la questione del rapporto fra i due sessi in ordine alla natalità. Avendo un gigantesco problema di natalità, siamo andati come storici, lo fanno anche i medici, ma noi come storici, a guardare come è cominciato, ma come è possibile. Cioè, noi abbiamo avuto un fenomeno che è clamoroso, cioè, verso gli anni 60 abbiamo avuto un boom di liberazione dei rapporti sessuali e poi come seguito pensavamo di avere, in seguito a questo boom dei rapporti sessuali, un boom della natalità, invece abbiamo avuto una decrescita della natalità. E questo è uno dei più grandi interrogativi che gli storici dell'età contemporanea si pongono. E abbiamo scoperto, adesso gliela faccio breve per gli ascoltatori, che quanto più i rapporti sono ordinati, tanto più è forte la natalità, per esempio nel terzo mondo, perché i rapporti ordinati significa che coloro, anche i poligamici, non sto parlando solo di rapporti monogamici, significa che coloro che fanno i figli si prendono cura anche poi della crescita dei figli, dell'adolescenza e poi della crescita, insomma. Quanto più invece i rapporti sono sessualmente disordinati, tanto più si ha paura che poi in un secondo momento nessuno si prenderà più cura della crescita, della fase più importante, per cui si biforca, la sessualità è libera e meravigliosa, è disponibile, ma la sessualità vera, quella riproduttiva, perché dobbiamo riconoscere che ci sono due tipi di sessualità, una è una sessualità di piacere, l'altra è una sessualità riproduttiva, invece ne riceve una botta micidiale, ne riceve un colpo fortissimo ed è difficile riprenderla perché tutte le forme suppletive, cioè quelle di dare incentivi economici, non è un problema di incentivi economici o di regole che garantiscano la crescita dei bambini, è un problema che la sessualità ha preso un altro sentiero e quindi la si pratica per altri motivi e non è più legata alla riproduzione. Quindi chi ci rimette è la nascita e la crescita dei bambini, ma ci rimette al punto che noi facciamo, come è noto, delle riflessioni sul fatto di dover portare immigrati per supplire alla mancanza di nascite. Questa sera lei però presenterà anche il suo volume dedicato all'analisi dei conflitti dal passato fino ai giorni nostri. Un commento sui conflitti attuali, che cosa dobbiamo temere per il futuro? Le due questioni apparentemente sembrano distanti, ma sono legate tra loro. Sono paesi che hanno un forte tasso di natalità in generale nel mondo, perché non sono solo i due conflitti, quelli di cui mi occupo, cioè l'Ucraina e Israele, ma in questo momento nel mondo sono in atto 50 conflitti, di cui questi due, per motivi nostri occidentali, sono i più evidenti. E sono i paesi che hanno il più alto tasso di natalità, sono i più forti, nel senso che sono più resistenti. Che se ne possa pensare? I paesi occidentali, quelli a basso tasso di natalità, sono tecnologicamente prevalenti, ma il tempo gioca contro di loro, anche perché legata a tutte le cose di cui abbiamo parlato, c'è il fatto che non c'è più l'abitudine a combattere per 1, 2, 3, 4 anni e quindi i paesi ad alto tasso di natalità prendono quelli a basso tasso di natalità anche per sfinimento, anche perché poi i paesi che hanno il basso tasso di natalità, che sono i più moderni, le persone poi lavorano, spesso hanno dei diplomi, anzi di più, insomma sono
laureati, fanno lavori tecnologici, quindi non è che possono passare 5, 10, 30 anni a fare conflitti militari. In più, se lei tiene presente che questo si lega alla pandemia, si ripropone uno schema che si è più volte proposto negli ultimi secoli, nel senso che, per esempio, la guerra dei 100 anni nel 300, che poi di anni ne durò 116, in realtà era come quella attuale, cioè tante guerre che si intrecciavano tra di loro, seguiti da un'epidemia di peste terribile. E la guerra dei 30 anni, invece nel 600, che invece quella 30 anni durò, anche quella fu una serie di guerre intrecciate tra di loro che seguirono un'epidemia, allora si chiamava peste, la peste raccontata da Manzoni nei Promessi Sposi, quella lì. E quindi questo rapporto fra pestilenza, epidemia, guerra e guerra prolungata è una cosa che la società moderna non se la può più permettere, e soprattutto non se la possono permettere i paesi che hanno basso tasso di natalità. Per cui nelle pause della guerra possono avere grande sollazzo da una libertà sessuale più pronunciata, ma se lei va alla struttura del problema, quello è un grandissimo problema. Infatti, non so, Israele che è più simile a noi, che deve impiegare come militari delle persone che toglie da aziende ad alto tasso tecnologico, poi loro godono anche loro di una libertà sessuale, ma non sono abituati a combattere guerre che durano così a lungo. Per questo c'è una teoria politica che dice che alla fine i paesi del sud del mondo, potendosi permettere invece guerre che durano anche 10, 20, 30 o 100 anni, alla fine vinceranno. Infine, per concludere, per un giovane che volesse intraprendere la professione dello storico, comunque portare avanti con gli studi la passione per la storia, che consiglio gli darebbe? Ma il consiglio che gli do innanzitutto è quello di avere coraggio, nel senso che uno che vuol fare lo storico pensa, ma poi che mestiere farò? Allora, essere laureato in storia e specializzato in storia apre tutte le porte, nel senso che oggi tutte le aziende, oltre ovviamente l'università, l'insegnamento, le cose note, ma tutte le aziende chiedono, per esempio le persone che conoscono la storia come me, consulenza. Oggi per esempio noi non parliamo in questo convegno specificamente di storia, ma chiedono consulenza perché la storia sta diventando un ingrediente fondamentale per capire ogni cosa. Conoscere il passato è una dote che viene applicata anche per le dottrine militari, per chi si trova a risolvere problemi politici. Chi conosce la storia ha, questo è il consiglio che do ai ragazzi, ha una marcia in più e quindi lavorerà meglio e verrà preso di più nei lavori che contano.